Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Non ho l'età per cominciare, sarebbe meglio andassi a letto presto, non posso più esagerare, comincia a farmi male il sugo dell'arrosto, il colesterolo va su e la pressione tende già al rialzo, mi sento bene quando mi alzo, mezz'ora dopo già mi sento giù. Sì, va bene, d'accordo, lo so che io sono un vecchiaccio, ma il fatto è che in fondo ancora piaccio. Sì, vabbè, sono un vecchiaccio, ma il dramma è che piaccio ancora un po'. D'amore non mi dovrebbe fare male al cuore, mi servirà per ricordare quel che faremo quest'estate al mare. Sì, ma con prudenza, si sa che queste cose fanno venire l'infarto, mentre io sono, chissà, il primo uomo che non morirà, perché vedi, d'accordo, lo so che io sono un vecchiaccio, ma il fatto è che in fondo ancora piaccio. Sì, vabbè, sono un vecchiaccio, ma il dramma è che piaccio ancora un po'. E allora questa sera, amore di frontiera, io ti distruggo un po'. Na 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 na. Insieme questa sera alziamo la bandiera e festeggiamo un po'. Già, perché sono un vecchiaccio, ma il fatto è che in fondo ancora piaccio. Sì, vabbè, sono un vecchiaccio, ma il dramma è che piaccio ancora un po'. Buonasera Antonino, a te la linea. Buonasera a te, cara Sveva, grazie come sempre, buon lavoro, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1048 di oggi, 1 di ottobre dell'anno del Signore 2025. Cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo date il sangue, in ospedale serve sempre. Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i Liberamente di Giovanni Sallusti, il nostro direttore responsabile, gli Autodafé di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semmivarin, videopillole e molto altro ancora. Io ringrazio Sveva per il suo servizio e la ringrazio anche perché, come vedete, sui nostri canali video proietteremo, per quanto possibile, il video in diretta da YouTube della Sumud Flottiglia. Cosa sta succedendo? Ieri notte la Sumud Flottiglia è entrata nel raggio di 150 miglia, 180-150 miglia circa rispetto alla costa di Gaza. Un miglio marino sono 1852 metri e spicci, quindi diciamo che erano a 360 chilometri di distanza dalla costa di Gaza. Stamattina le barche hanno continuato ad andare avanti, sono state disturbate da mezzi veloci della marina israeliana, ma non c'è stato nessun attacco. Ora apprendiamo che la Sumud Flottiglia si trova a circa 75 miglia, pari a circa 150 chilometri, dalla costa di Gaza. Che cosa sta per succedere? Diciamo che ad Ashdod
porto israeliano. Sono stati mobilitati qualcosa come 600, non uno, 600 poliziotti, 8 autoambulanze e nel frattempo è partita una unità della Marina Militare israeliana che naturalmente assisterà a questi barchini veloci che si incaricheranno di far salire personale a bordo, farne scendere tutti gli attivisti, dopodiché questi attivisti saranno portati a bordo dell'unità pesante, insomma dell'unità più grande della Marina Militare israeliana e verranno poi portati in un carcere in quel del deserto del Negev. Per la precisione, il carcere, vi dico anche qual è, perché lo dice, lo riferisce El País, il quotidiano spagnolo El País, la prigione di Keziot, deserto del Negev, non lontano dalla città di Beersheba, dove c'è stata tra l'altro la strage compiuta da Hamas il 7 ottobre 2023, e in seguito poi saranno espulsi verso i loro paesi. Chi farà opposizione all'espulsione, o meglio, quelli che riceveranno l'espulsione finiranno nelle mani del Ministero dell'Interno e in particolare ci sarà un tribunale per chi si opporrà all'espulsione che dovrà occuparsi di questa vicenda. Un'altra cosa che vi dico è che in Israele non gliene può fregare di meno all'opinione pubblica e così anche all'informazione locale di questa flottiglia, per il semplice e banale motivo che non è questo il focus dell'informazione israeliana in questo momento. Il paese intanto è cominciato lo Yom Kippur, quindi il giorno dell'espiazione, un giorno in cui Israele si ferma completamente, restano in servizio soltanto alcuni servizi minimi dello Stato e in più anche i giornali hanno sospeso l'aggiornamento dei loro siti e di conseguenza c'è di fatto un blackout informativo sulla costa israeliana. L'opinione che non gliene freghi granché a molti non è un'opinione soltanto mia, è un'opinione che mi viene riferita da Israele, perché stamattina io ho avuto, diciamo, la possibilità di parlare con la collega Fiammetta Martegani e anche l'imprenditrice Giordana Grego. Loro hanno varato un nuovo podcast per raccontare le donne di Israele. Domani le ascolteremo nella puntata del giovedì, sentiremo un po' che cosa stanno facendo e che cosa sta davvero succedendo in Israele mentre io vi parlo. E nel frattempo le barche continuano a navigare, tra l'altro le telecamere sono passate tutte in visione notturna, questo perché in quell'area del Mediterraneo sono già le 19:22, il sole sta tramontando e si preparano a una nottata che evidentemente sarà quella in cui ci sarà il contatto con la Marina Militare di Israele. 340-670-9659 se avete voglia di dire la vostra, oppure 0292947222 quando lo dirò io per i vostri interventi. Un'ultima cosa, non è così interessante la Sumud Flottiglia anche per la stampa estera, perché se si eccettua la stampa italiana e quella spagnola, la stessa BBC se ne sta occupando saltuariamente pur seguendo la vicenda e naturalmente la stampa internazionale non le sta dedicando più attenzione del caso. Landini ha già minacciato lo sciopero improvviso, Salvini gli ha risposto che non se ne parla neanche dal suo account X. Adesso però noi aspettiamo di entrare in comunicazione con l'onorevole Gianangelo Boff per il Qui Parlamento e naturalmente avremo modo di parlare direttamente con lui. Stasera parliamo di soprintendenze, quindi tra un po' entreremo in comunicazione con lui. Stasera, dopo le 18:35, torna Antonio Zennaro con Conto Corrente, la sua rubrica dedicata all'economia. Questa sera parleremo della Cina, parleremo dell'attualità economica e non solo, quindi restate con noi perché Antonio ovviamente sarà come sempre in splendida forma e poi nella seconda parte della nostra trasmissione avremo il segretario generale UILCA Fulvio Furlan che parlerà con noi a proposito del rinnovo del contratto nazionale di lavoro
dei bancari. Quindi racconteremo anche qui che cosa un sindacato fa per i lavoratori e chiaramente quali sono i temi al momento in discussione. Nel frattempo noi tra non molto avremo anche Gianangelo Boff. Scusate, intanto diamo le ultime notizie e naturalmente diamo un'occhiata. La Marina turca è già intervenuta perché è intervenuta per permettere l'evacuazione di 11 attivisti della Sumud Flottiglia, riferisce il Corriere della Sera, in rotta verso Gaza. Le navi che stanno effettuando un'operazione umanitaria hanno emesso una richiesta di aiuto. La nostra Marina è intervenuta ed è stata effettuata l'evacuazione a terra di 11 persone, di cui 3 cittadini turchi, si legge nel comunicato del Ministero della Difesa. Non sono state rese note le cause dell'intervento, tuttavia è stato specificato che le forze armate turche hanno ricevuto una richiesta di soccorso. Antonino, Quindi scusa se ti qualcuno... interrompo, l'onorevole è in linea. Vai con la sigla. Qui Parlamento. Voglio salutare l'onorevole Gianangelo Boff, bentornato e bentrovato. Buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà. E allora, queste soprintendenze, stasera parliamo un po' di belle arti dunque. Diciamo era doveroso, anche visto quello che noi sentiamo dal ritorno. Io sono anche sindaco, quindi quello che abbiamo noi di ritorno anche dai nostri cittadini. Noi ci teniamo alla tutela dei nostri beni culturali, del nostro paesaggio e dei nostri centri storici. Ovviamente il tutto deve accadere però nel rispetto anche di quelli che sono i diritti dei cittadini, i tempi e i costi per i cittadini nel poter fare interventi nelle aree sottoposte a vincolo. Noi purtroppo per tutta una serie di sovrapposizioni normative abbiamo a volte delle estensioni di area a vincolo, non perché vi sia un particolare pregio paesaggistico, ma se pensiamo ad esempio alla semplice estensione della legge Galasso, semplicemente per una distanza da un corso d'acqua, da un fiume, si introduce il vincolo ambientale che, tra virgolette, a volte può non centrare nulla con il paesaggio o con il pregio dell'immobile, ma semplicemente per una distanza da un corso d'acqua o perché è magari in zona boscata. Detto questo, appunto, noi vogliamo semplificare la vita ai cittadini in modo che i cittadini abbiano tempi certi, e quindi con questo disegno di legge noi prevediamo che ad esempio ci siano tempi certi e che dopo 60 giorni ci sia il silenzio assenso, e che se la sovrintendenza in 60 giorni non si esprime, viva Dio, il cittadino non può resta rimanere bloccato dall'inerzia dell'amministrazione pubblica. Noi prevediamo ad esempio che per le grandi opere infrastrutturali non possa essere demandato a qualsiasi ufficio periferico, ma che sia il Ministero dei Beni Culturali, le strutture del Ministero dei Beni Culturali direttamente che danno il parere, in modo che le grandi opere strategiche possano essere velocizzate. Noi prevediamo ad esempio che se io faccio un evento e lo faccio tutti gli anni uguale, non debba fare ogni anno ripresentare la stessa pratica con i costi che ne derivano. Ovviamente se quell'evento rimane inalterato negli anni, nel momento in cui ho ottenuto una volta l'autorizzazione, quell'autorizzazione è valida, intanto che non viene modificato l'evento. Stiamo introducendo ad esempio che per le piccolissime difformità non si debba passare per forza in soprintendenza, ma per le piccoli dettagli possono essere gli uffici tecnici periferici comunali che possano esprimersi in merito senza dover ripassare per l'iter e le tempistiche della soprintendenza. Quindi che non ci possa essere ad esempio l'estensione del vincolo, cioè se io ho la facciata di un immobile che è vincolata, è giusto che la soprintendenza si esprima sulla facciata perché è vincolata, ma non può poi essere esteso il vincolo anche all'interno dell'immobile, perché se viva Dio è vincolata la facciata, non vedo perché ci debba essere l'estensione anche all'interno, e quindi poi la soprintendenza debba esprimersi su come devo fare il bagno piuttosto che come devo realizzare la paretina interna. Questi sono fondamentalmente dei concetti di buon senso, dei concetti di semplificazione che non vanno né a deturpare il paesaggio, che non vanno né a creare ecomostri che si sono creati negli anni in Italia anche quando c'erano le soprintendenze che agivano, ma si tratta semplicemente di avere dei criteri più oggettivi, di avere dei tempi certi per i cittadini che devono continuare a poter ristrutturare, lavorare e sistemare
i nostri centri storici, perché vi ricordo che se noi non avessimo la possibilità di intervento da parte dei privati con i loro investimenti, probabilmente avremmo la fatiscenza di tantissimi immobili storici che invece, grazie alle iniziative di associazioni, di enti, di aziende, di privati, vengono ristrutturate, sistemate e ritornano al loro splendore originario e li possiamo gustare nelle nostre città e nei nostri paesi. E questo mi sembra essenziale. Senta, onorevole, accanto a questo, quali saranno ora i suoi prossimi impegni? I prossimi impegni: adesso il DDL è passato al Senato, adesso arriverà alla Camera e quindi questo DDL prevede anche delle tempistiche certe poi per i decreti attuativi, quindi noi non ci troveremo poi con una legge che dovrà attendere anni per avere i decreti attuativi, ma si mette un tempo di 12 mesi all'approvazione poi anche alla Camera. Di lì in avanti saranno 12 mesi per il governo per produrre i decreti attuativi, perché una parte è anche di delega al governo, quindi al Ministero, per poter con i decreti attuativi poi andare nel dettaglio. Ma entro 12 mesi avremo una riforma delle soprintendenze che, voglio dire, sentendo tantissima gente, sentendo gli investitori, sentendo i cittadini, eccetera, era doverosa dopo tanti anni di incertezza, di arbitrarietà e di onnipotenza, voglio dire, in alcuni casi, e di perdita di investimenti proprio per un sistema che non funzionava. Certo, mi sembra doveroso, aggiungerei. Onorevole, allora io la ringrazio molto del suo tempo e al piacere di risentirci presto. Un grazie a voi per il servizio che rendete, un servizio libero, e ai tanti radioascoltatori di Radio Libertà che vogliono ascoltare un'informazione libera. Molto bene. Grazie, adesso pausa e poi David Bowie, Little China Girl dell'83. A tra poco. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Escape this feeling with my China girl. I feel a wreck without my little China girl. I hear her heart beating loud as thunder, softly stars crashing. I'm a mess without my little China girl. Wake up in the morning with my little China girl. I hear hearts beating loud as thunder. I saw the stars crashing down. I feel tragic like I'm Marlon Brando when I look at my China girl. I could pretend nothing really meant too much when I look at my China girl.
is a town, just like a sacred cow. Visions of swastikas in my head, plans for everyone. It's in the way of my eyes. My little China girl, you shouldn't mess with me. I'll ruin everything you are. You know, I'll give you television, I'll give you eyes of blue, I'll give your man who wants to rule the world. And when I get excited, my little China girl says, oh baby, just you shut your mouth. She said, she said, Antonino, a te la linea. Oh, caro Simone, grazie. Allora andiamo con la sigla di Conto Corrente, il grande ritorno di Antonio Zennaro. Andate pure, ragazzi. Va ora in onda Conto Corrente, economia e finanza per tutti. Conduce Antonio Zennaro. E allora, grazie bella gente. Caro Antonio, bentornato qui sulle magiche onde di Radio Libertà, qui dentro Zoom con Conto Corrente. Un vero piacere rivederti. Come stai? Buonasera Antonino, buonasera a tutti gli ascoltatori della super mega Radio Libertà. Grazie a te. Bene, molto bene, siamo carichi, no? Quarto anno di Conto Corrente in questa piccola rubrica che però indovina tante cose, indovina tanti mercati, dice la sua in libertà e alla fine chi ci ha seguito è stato molto contento, tanti messaggi, tanti anche social, insomma siamo contenti, quindi siamo tornati qui grazie alla Radio Libertà, grazie al tuo spazio su Zoom. Grazie a te. Infatti ricordiamo ai nostri ascoltatori, se volete intervenire sui temi economici, 0292947222, il telefono è aperto da adesso. Antonio, senti, allora, noi abbiamo cominciato, ci ha preceduti il Duca Bianco, David Bowie, con Little China Girl, e stasera parliamo in particolare di Cina. Ecco, la Cina quanto è vicina? La Cina ha appena lanciato il suo piano da circa 220 miliardi di investimenti sull'AI, sull'intelligenza artificiale, che ancora qui in Italia e in Europa, ahimè, ci sembra una cosa un po' lontana, un po' una cosa esotica, un po' una cosa che forse riguarderà un po' i programmatori, un po', no, chi smanetta con i device elettronici, ma Sì. c'è una nuova guerra fredda, c'è una nuova corsa. 20-30 anni fa era la corsa allo spazio, poi è stata la corsa agli armamenti, la corsa nucleare. Adesso la vera corsa, mentre noi parliamo solo di flottilla e di altre cose importanti assolutamente, ma ovviamente il mondo va avanti,
Stati Uniti stanno rifocalizzando tutto, anche grazie a Trump, sul tema dell'intelligenza artificiale, e anche la stessa Cina è dovuta correre ai ripari, perché è vero che l'intelligenza artificiale, ad esempio cinese, è molto meno costosa. Molti prodotti gratuiti, molte anche, ad esempio DeepSeek è quello più famoso, però ci sono tanti altri siti, altre piattaforme, ad esempio anche sui video, ma oggi, ancora oggi, gli Stati Uniti mantengono il predominio tecnologico. Quindi c'è una corsa tra le due grandi fazioni, se vogliamo, le grandi potenze del globo a rafforzarsi e avere il primato. Chi prima arriva sulla tecnologia, brevetti, piattaforme. Ieri, ad esempio, è stata lanciata la nuova piattaforma Sora 2 di ChatGPT, che veramente rivoluziona tutto il mondo, ad esempio, dei video realizzati con l'intelligenza artificiale. C'è chi parla addirittura che sostituirà il cinema. Questo poi è anche un aspetto un po' positivo, perché non siamo così solo obbligati a guardare il walk di Netflix, ma possiamo anche creare delle narrative anche alternative. Comunque, al di là di questo tema, c'è quindi una lotta, una sfida, e l'agenda ovviamente dei governi è su questo. L'Europa un po' indietro, l'Italia anche un po' indietro. Siamo indietro perché comunque siamo tanti paesi, siamo molto bravi a fare procedure come Europa e siamo meno attenti al cambiamento che sta arrivando. Cioè, ad esempio, la Francia si è mossa già un po' meglio perché ha una AI che sta andando molto bene, si chiama Mistral, però siamo indietro. Dovremmo riorientarci. Ho scritto anche un articolo, ad esempio, su Formiche, anche tutto quello che è aziende di Stato, sul tema AI, si dice in ambiente AI first, cioè prima la AI, perché comunque è una rivoluzione. È una rivoluzione come quando è arrivato internet, come quando è arrivato il telefono, come quando è arrivate altre tecnologie che danno un salto quantico in termini di velocità, automazione, risparmio di costi. So che questo magari al cittadino può dire: ma a me che me ne frega? Beh, relativamente, perché questo può aiutare anche al cittadino a dare tantissimi servizi che magari prima costavano di più, oggi sono molto più accessibili e riduce tantissimi altri costi. Non sono come quelli, Antonino, che la pensano, no? Dio ruberà i posti di lavoro. Ma ci saranno dei lavori che vengono tolti, alcuni che si creeranno, come tutte le cose. Non è che internet ha eliminato, siamo nella piena occupazione, quindi siamo nel 2025, quindi non è che internet ha eliminato, sì, ha sostituito dei lavori, magari prima anche chi no, stava con la macchina a scrivere, oggi magari usa il computer, però insomma è una tecnologia che è al servizio degli utenti. Però questa lotta è una lotta che muove da un lato anche economie, cioè quando parliamo di intelligenza artificiale parliamo di server, tecnologie, investimenti, ingegneri, ma non solo, e c'è una grossa corsa. Noi siamo indietro perché comunque l'Europa, ogni paese ha una sua regolamentazione. C'è stato adesso un intervento legislativo importante a livello europeo, che però da tante aziende è stato visto come un vincolo. Perché? Perché noi come Europa siamo bravi a mettere procedure e c'è il rischio che tante aziende tecnologiche decidano di andare all'estero a svilupparsi, magari negli Stati Uniti, col pacchetto fiscale molto positivo di Trump. Io ho parlato anche con un po' di imprenditori e stanno ragionando di andare a investire direttamente negli Stati Uniti sul tema dell'intelligenza artificiale, cioè di non fare l'azienda, ad esempio, in Europa e in Italia, per problemi legati al GDPR, per problemi legati alla normativa. Dopo, se cresce la tua azienda in ambito AI, devi mettere un responsabile AI per tutti i dati. Insomma, a fine, come al solito, rischiamo di buttare via l'acqua con il bambino e di stare poi a dire l'Europa da un lato è brutta e cattiva, dall'altro l'Europa è buona, ma poi se andiamo a stringere perdiamo i treni.
e quindi forse dovremmo tutti un po' parlare meno di cose legate, insomma, che ci interessano un po' meno e guardare un po' più a medio e lungo termine. Oggi l'agenda politica, ripeto, è tutta su 'sto tema del Medio Oriente, che sì, è un tema importante, è un tema insomma che riguarda la vita di tantissime persone, però non è che poi se io blocco la strada di Gallarate o di San Nicolò al Tordino a Teramo, con un presidio risolvo i problemi, no? Forse è Certo. meglio che tutti ci concentriamo a dire: "Ragazzi, ma qui come restiamo al passo come paese ed evitiamo che alla fine", e io sempre riprendo l'articolo che ho scritto, cioè se alla fine tutta la mia tecnologia dipende dall'estero, o dagli Stati Uniti o dalla Cina. Ragioniamo in ambito europeo perché da soli, insomma, è difficile il competo tecnologico, però la sovranità tecnologica non ce l'hai. Quindi stiamo a parla tanto di sovranità, ma poi se, vogliono mi spengono, mi rubano i dati, mi fanno le truffe e io non so come difendermi dai dati degli ospedali, dai dati dei trasporti, insomma c'è dati delle aziende. Insomma sul tema della tecnologia, parleremo tanto anche su conto corrente, perché è il tema che oggi dell'economia è, centrale. So che questo non, diciamoci la verità, non viene visto ancora come un argomento di nicchia. Sì. Che non entusiasma i cuori, però dobbiamo parlare perché sarà il tema che determinerà il futuro non solo economico, ma il futuro anche dei nostri figli, dei nostri nipoti, quindi non si può non ragionare insieme su dove stiamo andando, dove sta andando il mondo, dove sta andando l'economia, perché senza economia, ragazzi, non si campa. Quindi non è che possiamo campare tutti di sussidi dallo Stato, è un dato di Decisamente fatto. no. Non possiamo Decisamente no. tutti vivere di rendita, no, sono tanti che sono fortunati, chi è andato in pensione magari ha fatto 10 anni di contributi, è riuscito ad andare in pensione, è fortunato, ha sfruttato il sistema, bravo, però questi casi non sono la maggioranza, o ad esempio chi ha un ISEE 0 perché magari è arrivato da qualche anno in Italia e c'ha le proprietà all'estero e non le dichiara e quindi riesce a no, abbiamo visto i dati sull'IRPEF, una marea di gente che non dichiara, non so come vivono, non fa dichiarazione di redditi, sì, sì, saranno tanti nullatenenti, va bene, però insomma anche su questi temi forse no, andare sempre a pescare su chi fa le dichiarazioni dei redditi e su sto ISEE. M'è piaciuta la proposta, spero che venga portata avanti perché tocchiamo un pilastro, quindi sempre un tema economico reale, no, è il tema dell'ISEE, si è costruita un'economia sull'ISEE. Perché dico questo? Perché? Perché, le case popolari con l'ISEE e gli incentivi per l'asilo, no, l'ISEE e i libri scuola tutto sull'ISEE, quindi che succede? Succede tantissimi, ed è la realtà, non hanno ISEE, cioè comunque quasi 0, perché non hanno la casa di proprietà, perché magari sono arrivate da qualche anno in Italia e gli investimenti che fanno, ad esempio tramite Money Transfer, anche una cosa che ho seguito quando ero in commissione finanze, hanno le proprietà all'estero che noi dichiarano, perché se tu c'hai una proprietà in Pakistan, ma può essere anche un altro paese, insomma, dove non c'è tutto questa passaggio informativo verso il fisco italiano, alla fine tu dichiari un ISEE 0, ti prendi i sussidi per se c'hai figli, no, assegno unico, ti danno la casa, non paghi l'asilo, se vai in ospedale non paghi niente. Cioè alla fine, cioè veramente no, e chi magari ha il mutuo, la casa, i figli, il costo della macchina, insomma è difficile, no, è dura, quindi deve pensare anche per Decisamente. il futuro. Quindi insomma questi sono temi reali, no, cioè no, se no rischiamo spesso, e lo dico in generale, a me è piaciuto chi ha proposto questa aggiornamento dell'ISEE, però non può essere sempre, no, chi è, ai vertici che dà la linea e poi bisogna che tutti sotto, no, cominciano a portare avanti anche chi tecnici, ripeto,
supportino un certo tipo di idea, non solo i politici, perché anche i tecnici devo anche entrare nei numeri e entrare nelle situazioni. Cioè, questo tema dell'ISE, secondo me è un tema, non è che è un dogma che non si può toccare, no? Perché appena si è parlato di ISE, è successo una fine del mondo. Il tema ISE, secondo me, è un tema che andrebbe eliminato, andrebbe tutto basato, dico la verità, sul reddito, e in base al reddito si fanno tutte le cose, no? Amen, cioè nel senso che non reddito barra proprietà, però non è che se uno ha 10.000 euro sul conto perché un po' risparmia, perché dice qua si sa mai, no, che se perdo il lavoro è ricco, no? Cioè non gira, è quello magari che si gioca tutto alla SNAI, no, con tutti 'sti cosi e viene premiato, no, perché così oggi Infatti. Cioè oggi è così, è un dato di fatto. Quindi, insomma, di che parliamo? Si è costruita un'economia, CAF, ISE, no, Casa Popolare, e quindi bisogna rompere 'sto schema qua, perché se no la classe media cioè paga un sacco, quella che paga, e dopo sì, vabbè, dopo parliamo dei massimi sistemi. Possiamo parlare di massimi sistemi, ma facciamo anche la microeconomia. Quindi, perché poi attenzione, poi quando arrivano le rivoluzioni tecnologiche, le aziende se non sono preparate vengono messe fuori mercato. Ma fuori mercato, fuori posti di lavoro. Quindi è tutto, Antonino, un sistema che bisogna stare molto attenti, e certo non è bianco e nero, però è tutto collegato. Quindi un altro tema, questo secondo me è importante, che non è scollegato dall'intelligenza artificiale, perché anche l'intelligenza artificiale può aiutare ad esempio il fisco a scovare tutti 'sti redditi zero, perché ripeto, i dati sono stati oggi molto particolari, perché se quasi il 43% non fa dichiarazione dei redditi, insomma tutti sono a zero, boh. Infatti. E aggiungerei anche però un'altra cosa. Mi sposto un momento sul tema della rottamazione quinquies. Il ministro Giorgetti aveva detto: "Ma escluderemo chi non è stato molto preciso con le altre rottamazioni", e così via. Matteo Salvini dice: "No, nella quinquies devono rientrare tutti". Forse è meglio uno Stato amico che aiuta a far emergere chi non riesce a pagare come dovrebbe o come potrebbe, anziché andare a fare la caccia alle streghe facendo il solito discorso sull'evasione, o no? Guarda, allora il Perché è tema molto facile dire: "È tutta colpa degli evasori e se fanno la rottamazione stanno aiutando l'evasore". ma già se fai rottamazione vuol dire che dichiari che hai Appunto. fatto che hai avuto dei problemi. Cioè il tema qua non è rottamazione, il tema è quello che non dichiara niente, che non c'ha niente e non fa manco la rottamazione, okay? Cioè qua non Sì. è il problema di quello che magari, che poi uno scopre, cioè scopre che ha delle cartelle perché non ti sono mai notificato, ad esempio a me è capitato a me, ho scoperto che, avevo delle cartelle e non mi è mai stato notificato, sono arrivate durante il Covid, ma durante il Covid non è arrivato niente, poi me le hanno tolte, cioè per fare capire, no, cioè non è che ma perché sono entrato con lo SPID dentro dentro il cassetto fisca ma se no non, cioè dopo uno si trova le cose da pagare, no, cioè quindi anche lì forse è difficile, ma va semplificato, non è una cosa che si fa dalla mattina alla sera, però è un tema Sì. importante, è un tema di semplificazione, insomma, alla fine sanare tutto quello che si chiama, no, insomma, il magazzino fiscale, insomma, c'è chi è più preparato di me su questi temi e li spiega molto meglio. Però sicuramente c'è una fascia che sfrutta l'ISEE 0 per prendere tutta una serie di incentivi nei comuni, nelle regioni, ovviamente anche nel sistema dei bonus. E quindi su questo secondo me ripartire anche con sistemi nuovi, cioè non penso che tutti i paesi europei usino l'ISEE, no, quindi magari vedere qualche paese dove funziona e andare, perché comunque la società è cambiata oggi. La società italiana è cambiata, abbiamo tanti nuovi italiani che magari, la casa non ce l'hanno e quindi fanno una sorta di arbitraggio tra proprietà all'estero che non dichiarano e proprietà, che non hanno in Italia, e magari chi da qui che ha ereditato
cantina nel paese del nonno è considerato ricco, quindi non può accedere a magari dei bonus o alla classifica, perché pure su quello cioè, non è solo classifica di accesso all'asilo pubblico, quindi cioè, ragazzi, cioè, ma di che parliamo? Cioè, questa secondo me è economia reale che bisogna prima o poi affrontare in maniera pesante e veloce, perché poi alla fine sì, no, c'è un po', diciamo che il centrosinistra, abbiamo visto nelle Marche, no? Ha puntato tutto su temi nazionali, internazionali, e quindi il centrodestra è andato molto bene. Però i temi economici rimangono come potremmo dire, sull'agenda, cioè una classe media oggi in difficoltà per ovviamente, non è un tema italiano, è un tema occidentale, cioè stesso problema negli Stati Uniti, stesso problema in tanti altri paesi europei, cioè c'è proprio un tema di inflazione, ma di crescita dei prezzi e anche capacità di acquisto reale delle classi medie, e quindi bisogna anche trovare delle soluzioni europee, ripeto. Troppo comodo, no? Avere un'IVA europea e poi come rientrano questi soldi? Sì, PNR qualcosa ha fatto, l'hanno visto molto le aziende grandi, famiglie. Forse bisogna trovare dei meccanismi anche a livello europeo per permettere, ad esempio, un tema secondo me che l'Europa è molto latente è sul risparmio, cioè andrebbero fatti molti più incentivi fiscali sul risparmio. Cioè nel momento in cui le pensioni sappiamo che non saranno più come quelle dei nostri genitori, l'investimento previdenziale, l'investimento su anche i mercati finanziari deve essere, magari come vedi in America, soprattutto magari per i figli, fiscalmente molto semplificato, agevolato. Oggi se io devo fare ad esempio un piano di risparmio per mio figlio intestato a lui, devo andare dal giudice tutelare. Insomma, è un po' un casino, no? Forse questo aspetto qua andrebbe semplificato, perché magari quando si ritrova a 18 anni uno mette via 50 euro al mese e si ritrova magari i soldini per comprarsi la casa o per dare un acconto della casa o per fare quello che vuole fare. Insomma, questo è un tema di educazione finanziaria, Antonino. Certo. Tema che molti vedono come, cioè, che quando lo Stato si occupa di temi finanziari vedono, no, l'aiuti alle banche, no, però poi così non è, perché poi l'economia è fatta di risparmio, il risparmio è tutelato dalla Costituzione, l'Italia è il secondo paese, forse anche il primo a volte, dipende poi dagli indicatori, per risparmio pro capite, quindi è un tema importante che non si può sottovalutare. Sì, dopo parliamo di flottilla, parliamo di tutti i temi, no? Che cioè, l'agenda politica ci vuole, insomma, impone, ben vengano tutti gli approfondimenti, però secondo me, insomma, quando si parla di economia, ragazzi, sono posti di lavoro, quindi Sono pienamente d'accordo. Insomma, cioè, è così, cioè nel senso che poi se l'economia gira possiamo permetterci anche di fare, manifestare se il paese va avanti, no, però è perché c'è una base economica, no? Ho visto anche che ci sono molti esponenti, non parlo politici, esponenti del mondo che portano avanti, girano per l'Italia, no? A prendere le bandiere, ma fanno bene, molto probabilmente stanno bene economicamente e si possono permettere di girare, no? Dopo che hanno lavorato in giro per il Beati mondo, loro. però perché hanno una situazione economica, no? Quindi l'economia è la base della democrazia, se fossi un paese, no? Con l'inflazione al 150%, povera, insomma, tutto sto dibattito democratico non ci sarebbe. Infatti i paesi più poveri sono quelli che hanno il meno tasso di democrazia. Quindi, insomma, le due cose, Antonino, insomma, vanno di pari passo. So che a tanti non piace questo tema, ho visto anche qualche video qui c'è qualcuno dice io sarei per togliere i soldi a tutti e dare, no, di distribuire, non so, una sorta di pasti Sì, ma quelli gratis. sai sono discorsi da bar. La realtà è che democrazia forte, economia forte. Sì. E alla fine questa è un'equazione
che puoi fare quello che ti pare, ma funziona. Quindi è importante avere un paese che comunque cresce, lavora, industria, tecnologia, aziende, posti di lavoro, flessibilità in entrata, in uscita, famiglie che stanno tranquille, mutui che si pagano, cioè questo è quello che chiede poi il cittadino, poi anche la sicurezza, magari questo lo tocchiamo, no? Sicurezza economica, cioè senza uscire di casa e venire, prendere le botte, ti rubano il portafoglio, cioè questo danneggia anche l'economia, Cioè, Certo che la danneggia. questo è il conto corrente, vero, no? Perché se poi mi devo spendere migliaia di euro per prendermi l'antifurto, poi macchina me la spaccano, soldi, poi no, tutta una serie di situazioni, cioè ragazzi, anche sta roba qua. Sono contento che hanno fatto queste operazioni, ho visto anti-Maranza perché sinceramente insomma c'è in tanti quartieri e città italiane oggi proprio un tema di sicurezza ci sta, insomma anche lì, ma tutta questa gente lavora, non lavora, c'è un tema, no? Ma lavorano o non lavorano? Cioè, Bella sono tutti domanda. dottori ingegneri o no, ci pagheranno le pensioni? Cioè, queste sono domande che dopo sembra che sei, no, ma non so, non è che sono, cioè, faccio le domande e poi a volte non trovo le risposte, no, Antonino? Quindi questo è un po' è il tema. Certo è che poi bisogna agire, non avere paura di agire, insomma, ci devono essere le leggi in cui se uno ruba deve andare in galera. Bisogna che ci sia poi la magistratura che applica, quindi anche riforma della magistratura, ma anche in questo caso è collegato all'economia, perché se non ti pago un credito e dopo per aspettare 15 anni per recuperare il credito, magari io chiudo e vado fallito come azienda, no? E quindi Certo. cos'è questo? Diritti economici. So che sta roba qua non può piacere, ma economia gira anche sulla certezza del diritto, ragazzi, perché se io compro un appartamento, e per fortuna è stato fatto una norma importante, e me lo occupano, quanto vale quel mio appartamento? Non vale più niente. Infatti. Quindi per fortuna c'è stato un intervento, però è tutto collegato, quindi non perché? Perché poi che succede? Mi occupano, quindi io non la metto in affitto e quindi carenza del mercato degli affitti, come a Milano, no, Radio Libertà è di base Lombard e di fatto c'è tutto un problema, no, sugli alloggi, uno deve andare a abitare a 100 chilometri per andare a lavorare a Milano, no, anche Roma ha questi tipo di problemi. Perché? Perché ovviamente c'è stati anni e anni e anni di occupazioni e se non ti pagano per mandare via chi adesso si sta lentamente, è successo al macello, no? Anche con l'occupazione cos'era là, del centro sociale lì a Milano. Cioè, Sì, ragazzi, il Leoncavallo, lo sgombero. ragazzi, ma per me può essere anche di destra o di sinistra, non faccio un discorso ideologico, cioè è tutela della proprietà, cioè hai un contratto di affitto? Sì. Paghi l'affitto? Sì. Allora puoi stare. Non hai il contratto? No. Ciao, via. Cioè, hai il contratto ma non paghi l'affitto? Vai via. Cioè bisogna che ripartiamo un po' dalle basi, no, dell'economia, Antonino. Cioè guarda, non è che c'è un aspetto ideologico, ma anche se fosse stato un centro sociale di destra, estrema destra, cioè se non paghi, per quanto mi riguarda, è un'opinione personale, te ne vai. Cioè non è che c'è quel colore politico, se paghi l'affitto ci stai, se non paghi l'affitto te ne vai. Beh, mi sembra abbastanza chiaro. Ti chiedo 10 secondi di pausa, torniamo subito. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Le 19, 3 minuti e 20 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Andiamo a concludere questo grande ritorno, questa prima puntata di Conto Corrente con Antonio Zennaro. Antonio, insomma, direi che le basi per un lungo cammino ci sono, soprattutto, ecco, questa settimana entrante, di che cosa dobbiamo tenere d'occhio sul mercato economico-finanziario? Vabbè, intanto notizia positiva, sono usciti i dati di Brunello Cucinelli che era stato, no, operazioni in Russia, insomma che il titolo aveva perso il 17%,
ricavi, miliardo di ricavi, più 10%, ottimi conti, azienda italiana che opera in Italia, vera azienda made in Italy, cioè perché tanti fanno i furbetti, fanno arrivare la roba dalla Cina, ci mettono, qualcuno è andato anche in amministrazione straordinaria da parte del tribunale perché faceva un po' di magheggi con, alla fine, no? Diceva che era made in Italy, ma poi la roba era fatta in Cina, no? Invece aziende italiane, operai italiani, anche recentemente questo mese di settembre ha inaugurato uno stabilimento nuovo, ad esempio in Abruzzo, a Penne, dove con operai italiani, maestranze italiane, eccellenza. Questo è Made in Italy che ci piace, è Made in Italy che cresce. Quindi quando qualcuno fa dei report, era uscito un report che diceva che Cucinelli triangolava per vendere in Russia e quindi, no, insomma, anche qua so che è un tema, no, quando si parla di Russia, no, esplode tutta una discussione. Anche qua, ragazzi, ma business è business, le aziende italiane devono lavorare, cioè io capisco, ma se tu mandi, anche dovesse essere, cosa che non hanno, loro hanno detto che non hanno fatto, però se anche un'azienda italiana vende l'abbigliamento, ragazzi, cioè non è che non è che Putin usa i maglioni no, i cappotti per fare, cioè, di design made in Italy per fare la guerra in Ucraina. Cioè, capisco che tu metti l'embargo, ad esempio, su, no, gli armamenti, sull'utana del Kim, cioè la roba che può usare, no, contro l'Ucraina, ma sul resto, ragazzi, ma di che parliamo? Cioè, bisogna anche essere un po', cioè, ma ci diamo la zappa sui piedi o vogliamo fare economia? Cioè, o vogliamo fare ideologia, no? Però se dici sto discorso qua, Antonino, sei flaggato come amico di Putin, filo russo, di tutto di più, non ti invitano più da nessuna parte, no? Non stai nei saluti buoni. Però, ragazzi, mi sembra buon senso, non mi sembra una roba, cioè, ripeto, cioè, anche sulle sanzioni una rivisitazione. Insomma, ci sono dei settori che non ha proprio senso che ci siano, che non si possa lavorare con le industrie, con le aziende russe, insomma, non lo vedo un problema. Dopodiché magari i turchi fanno, no, cioè che stanno nella NATO, fanno quello che gli pare, no, con la Russia, e la Turchia va avanti. Boh, non lo so, cioè io vedo molto, molto spesso, Antonino, un approccio ideologico all'economia e questo non aiuta, secondo me, il buon senso, no? Dobbiamo ripartire dal buon senso, quindi questo può essere il messaggio positivo che ci diamo in questa prima puntata. Il buon senso nel 2026 ci salverà da tante brutte situazioni. E allora, a maggior ragione, noi ci ritroviamo l'8 ottobre. Antonio, grazie del tuo ritorno e insomma, al piacere di risentirti 368 ore. Grazie a voi e soprattutto a chi ci ascolta in radio col DAB, che sta in giro per l'Italia a lavorare e fatturare. Viva Radio Libertà e soprattutto gli ascoltatori di Radio Libertà. Grazie, sigla e poi Calibro 35, Notte in Bovisa 2008, a tra poco. Grazie Antonio. Avete ascoltato Conto Corrente.
A te la linea, Antonino. Grazie Simone, notte in Bovisa dei calibro 35 che ora si è fatta alle 19, 9 minuti e 50 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Nel frattempo abbiamo un aggiornamento a proposito della flottiglia, scrive il Corriere della Sera, una dozzina di barche vengono verso di noi. Ormai è calato il buio su quella parte di Mediterraneo, lì sono le 19, anzi le 20:10, a circa una settantina di miglia da Gaza. È evidente che ormai tra non molto ci sarà il contatto tra le due formazioni e saranno abbordate queste barche. Una dozzina di barche al momento non identificate si stanno avvicinando alla flottiglia, si trovano a circa 5 miglia da noi. Lo dice il deputato PD Arturo Scotto, imbarcato sulla missione umanitaria. Le imbarcazioni si muovono lentamente, aggiunge Scotto. Mentre tutto questo accade, noi però diamo il bentornato al segretario generale della Wilca, Fulvio Furlan, che in questo secondo faccia a faccia di questa sera, ringrazio ancora poi Antonio Zennaro per il suo tempo, ecco, in questo secondo faccia a faccia ci parlerà del rinnovo del contratto dei bancari, perché questo un sindacato fa. State un po' a sentire che cosa ci siamo detti. Andate pure, ragazzi. E allora io ho qui un gradito ritorno, ho piacere di ritrovare il segretario generale della Wilca, che vi ricordo essere sindacato del mondo bancario, il dottor Fulvio Furlan, che ringrazio come sempre per la sua cortesia. Insieme abbiamo attraversato tutto il mese di agosto a Capitaneria di Porto, lui ci ha portato nei meandri del mondo appunto dei bancari. E adesso noi torniamo perché è tempo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e ci sono tutta una serie di richieste sul tavolo, per esempio un orario di lavoro a 37 ore, un aumento lordo di 435 euro in busta paga e molto altro ancora. Allora, segretario, che cosa sta succedendo? Cosa state facendo in questo momento? Allora, intanto buongiorno a tutti e anche a tutti gli ascoltatori, grazie per l'invito. Noi abbiamo fatto questo contratto nazionale di cui diceva, che è stato sottoscritto a novembre del 2023, abbiamo portato alle lavoratrici e ai lavoratori un ottimo aumento contrattuale, questi 435 euro mensili e questa riduzione dell'orario di lavoro, ma ci siamo concentrati anche su aspetti di particolare importanza come il benessere lavorativo e la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, che sono due aspetti molto sentiti dalle lavoratrici e dai lavoratori, perché a cui cerchiamo di dare risposte non soltanto dal punto di vista professionale, ma anche dal punto di vista personale. Quindi avere la possibilità di stare in luoghi di lavoro dove si può svolgere la propria attività in modo positivo e poi avere anche gli spazi per gestire gli impegni fuori dal lavoro è uno degli aspetti che rientra nella flessibilità del lavoro particolarmente importante e diciamo anche tra le richieste che arrivano più spesso anche dai giovani che si avvicinano a questa attività, tra cui ovviamente c'è anche il lavoro agile, il famoso smart working. Adesso noi abbiamo un importantissimo appuntamento la settimana prossima perché partirà la cabina di regia che abbiamo costituito con il rinnovo del contratto nazionale. In realtà abbiamo confermato con il rinnovo del contratto nazionale e questa cabina di regia si concentra prevalentemente tra ABI e organizzazioni sindacali sul monitoraggio, la previsione di quelli che possono essere gli impatti dell'attività delle innovazioni tecnologiche nel settore, in modo da poter cominciare a prevedere come gestire questi impatti e le loro ricadute sulle lavoratrici
e sui lavoratori. In quest'ambito crediamo sia importante avviare anche un'indagine di clima cosiddetta tra tutto il personale delle banche, per capire come loro si trovano a lavorare in banca e dove quel tema appunto del benessere e della salute possiamo ancora ulteriormente incidere. Questo ci potrà essere molto utile per il prossimo rinnovo del contratto, perché comunque il prossimo rinnovo, questo contratto scade a marzo del 26 e quindi stiamo già iniziando a ragionare su come prospettarci rispetto a tutte queste materie, non ultima quella dell'occupazione, il mantenimento dell'occupazione e ovviamente gli aumenti salariali che dovremo mettere nella prossima piattaforma rivendicativa. Senta, la cabina di regia era prevista niente di meno fin dal 2019, ma è entrata nel vivo praticamente adesso. Su questo il segretario nazionale Wilca Bilanzuoli, Giuseppe Bilanzuoli, aveva anche rilasciato una lunga intervista in passato. Perché questo ritardo? Soprattutto quali sono i compiti della cabina di regia? Allora, la cabina di regia diciamo che si è dovuta occupare dopo la sua istituzione nel 2019 di una dell'emergenza pandemia. Purtroppo noi, se non ricordo male, sottoscriviamo il contratto a dicembre e tra l'altro anche anticipando alcune soluzioni che poi tornarono molto utili. Ad esempio, noi fummo il primo settore a inserire il lavoro agile nel contratto nazionale e quindi la possibilità di fare smart working, lavoro da remoto, quando invece prima, e come in altri ambiti lavorativi, viene da accordi con le singole aziende, non nel contratto nazionale. Purtroppo, come tutti sappiamo, all'inizio del 2020 scoppiò la pandemia e quel luogo di confronto che era stato individuato come cabina di regia si attivò per fare fronte all'emergenza e tant'è che il settore del credito fu uno dei primi ad assumere provvedimenti importanti a favore della tutela della salute del personale e della clientela. Questo ha portato poi a concentrarsi per 1 o 2 anni su questo tema. Dopo quello si è cominciato a ragionare per il successivo rinnovo del contratto e quindi alcune delle questioni sono rimaste in sospeso, ma proprio per questo motivo nel rinnovo del 23 abbiamo voluto non solo rilanciarne l'importanza, ma anche, diciamo così, ampliarne i compiti. Uno di questi appunto è quello di l'obiettivo di fare un'indagine di clima. Come dicevo, i compiti della cabina di regia sono di approfondimento tra le parti, non trovando un luogo che non sia negoziale, ma un luogo di confronto, di dibattito, di monitoraggio, di osservatorio e quanto più possibile previsionale, in modo da provare, anche se sappiamo quanto è difficile farlo, ad anticipare quelli che sono gli effetti, gli impatti della digitalizzazione, delle nuove tecnologie sul mondo bancario e come poi può impattare sulle lavoratrici e lavoratori. Questo per fornire alle organizzazioni sindacali, quando sono, e ad ABI in questo caso e comunque alle aziende, quando sono in sede negoziale, di avere strumentazioni ulteriori per trovare soluzioni normative e soluzioni dentro gli accordi per gestire gli impatti sulle lavoratrici e sui lavoratori in ottica anche di prospettica, in quella che noi sottolineiamo come Wilca molto importante, una contrattazione collettiva permanente, perché se è vero che i cambiamenti determinati dalle tecnologie sono repentini e spesso imprevedibili, serve una contrattazione che accompagni questi processi costante. Segretario, e invece il ricambio, perché sa, quando si parla di bancari c'è sempre qualcuno che guarda quasi in modo leggendario il fatto che per qualcuno il posto in banca in passato sia stato addirittura ereditario di padri che sono andati in pensione dicendo io vado in pensione ma dovete assumermi la figlia.
Le confesso che io conosco degli amici di famiglia che lo hanno fatto in una cassa di risparmio del Sud Italia, non dirò quale. Però voglio dire, al di là di questo mondo epico della Prima Repubblica, ecco, oggi invece come avviene il ricambio? Cosa volete voi? Noi intanto vogliamo mantenere i livelli occupazionali e se possibile aumentarli, partendo dalla convinzione che la digitalizzazione non sia un fattore necessariamente di riduzione di personale, anzi sia un motore. Su questo anche ci sono studi che ci confermano che può essere utilizzata come occasione, opportunità per creare anche nuove attività e dentro le attività che già svolgono le banche nuove mansioni per dare e offrire posti di lavoro ai giovani che ovviamente hanno caratteristiche compatibili con queste nuove attività e anche una conoscenza tecnologica superiore a quelli che magari lasciano il lavoro. Quell'epoca che raccontava è finita da molto tempo, molto tempo, e devo dire che anche quindi da quasi 30 anni c'è un ingresso nelle banche anche molto selettivo. I ragazzi e le ragazze che vengono assunti passano, come dire, test particolarmente significativi e vengono richieste anche professionalità molto specifiche. E questo è uno dei motivi perché noi diciamo che la professionalità dei bancari deve restare al servizio della clientela e delle comunità, da qui il tema appunto del mantenimento dei presidi delle banche nei territori. Noi su questo stiamo spingendo da tempo, tant'è vero che il settore del credito ha attraversato negli ultimi 25-30 anni un profondo ricambio generazionale. Sono uscite circa 100.000 persone dal settore senza licenziamenti perché nei processi di uscita concordati con le aziende abbiamo attivato un fondo di solidarietà sostenuto dal settore senza nessun carico per la fiscalità generale né per lo Stato, e a fronte delle uscite abbiamo concordato un'altra gamba, diciamo, di welfare, che è il fondo per l'occupazione, quello sostenuto dalle lavoratrici e dai lavoratori, che funziona dando degli incentivi alle banche che procedono a questo ricambio generazionale. L'ultimo contratto nazionale ha ulteriormente migliorato l'azione del fondo per l'occupazione e ha anche fatto intervenire una previsione di solidarietà generazionale che comporta la possibilità per chi lavoratrici e lavoratori a cui mancano 5 anni ad andare in pensione di lavorare part-time e l'assunzione di giovani a pari ore di quante ore non vengono lavorate dai part-timisti, fatti in questo modo, con il fatto che non hanno comunque, c'è un intervento a sostegno dei contributi di questi lavoratori che sono a termine della carriera e anche a sostegno del loro reddito. Questo è un ulteriore elemento di spinta verso le assunzioni, il ricambio generazionale e il fatto che come organizzazioni sindacali mettiamo al centro l'occupazione, che sarà una delle grandi scommesse, e la cabina di regia si occuperà e dovrà occuparsi anche di questo, del settore. Perché dicevo che è importante il benessere lavorativo e la flessibilità nel mondo del lavoro? Perché quel mito del lavoro in banca che diceva lei, che c'era, oggi non è più così, e purtroppo registriamo che, adesso non abbiamo le percentuali precise, però vado su alcune banche importanti, quindi che possono essere significative, intorno al 10% di lavoratori assunti a tempo indeterminato che entro 1 o 2 anni si dimettono per fare un altro lavoro. Una cosa che una volta poteva essere impensabile. Questo vuol dire che i giovani che entrano in banca sono giovani che hanno delle attese lavorative e magari non le trovano in banca. Questo nonostante la certezza del lavoro che offre il lavoro in banca. Questo vuol dire che serve da offrire possibilità più ampie
e in questo è molto utile il confronto costante con le aziende per trovare soluzioni che attirino giovani e nuove intelligenze al servizio di un settore centrale per la vita del paese. Senta, tra le vostre rivendicazioni, io vedo anche questa sulle pressioni commerciali, cioè? Allora, le pressioni commerciali sono un modo di applicare una legittima e anzi doverosa attività delle banche di vendita di prodotti, quindi le politiche commerciali che qualsiasi azienda, impresa fa per produrre utili. Quando diventano pressioni commerciali è quando si trasformano dal punto legittima politica commerciale in una pressione indebita verso il lavoratore per vendere prodotti e raggiungere obiettivi sempre più pesanti, sempre più irraggiungibili, e magari anche vendendo prodotti a clientela non adeguata, cioè magari cose rischiose a chi vuole fare investimenti conservativi, anche perché poi ogni cliente ha una sua prospettiva verso l'investimento diversa. E quindi quando le politiche commerciali diventano pressioni, si produce un nocumento intanto alla situazione psicolavorativa del dipendente, che lavora male, è sotto stress, e infatti negli anni sono cresciute moltissimo le malattie da stress da lavoro correlato nel settore del credito, ma non solo, diciamo in quello economico-finanziario. Dopodiché c'è il problema di un'etica della vendita, perché vendere prodotti sbagliati a clientela sbagliata intanto lede logiche di tutela del risparmio, ma in più può esporre il cliente a dei rischi di cui magari non è consapevole. Quindi noi abbiamo fatto una battaglia, ma devo dire che dopo tante resistenze, già una ventina d'anni fa, le banche hanno cominciato ad affrontare il tema insieme alle organizzazioni sindacali. Abbiamo fatto un protocollo nazionale particolarmente importante, perché definiva tutta una serie di vincoli all'azione delle banche, ma più che delle banche, di chi magari ha ruoli di responsabilità in banca, che deve avere rispetto anche dell'etica professionale del collega sottoposto a cui dà delle indicazioni di questo tipo. Tutta una serie di strumenti che devono migliorare e rendere le politiche commerciali etiche, eque, corrette e coerenti con le logiche di investimento della clientela. Questa cosa non ha prodotto dei miglioramenti, ma non ha risolto il problema, perché ancora abbiamo situazioni di pesante aggravio di attività su chi svolge attività commerciale, tra l'altro aumentata dal fatto che, e per questo la nostra battaglia sull'occupazione, mantenimento dell'occupazione, che con la riduzione del personale aumentano anche i carichi di lavoro e le responsabilità. Quindi molti lavoratori si trovano stretti in una morsa di maggiori carichi di lavoro, maggiori responsabilità e continue spinte a dover vendere prodotti senza magari poter, essendo giudicati solo da quello e non per la loro, diciamo così, attività complessiva durante la giornata o durante la loro attività. Quindi continuiamo a mantenere un focus molto importante sulle pressioni. Per questo abbiamo inserito quel protocollo che le dicevo nell'ultimo contratto nazionale, in modo che facesse parte integrante del contratto nazionale, e continuiamo a credere che le commissioni che abbiamo istituito nelle singole banche per monitorare lo stato delle pressioni e denunciare casi di pressioni debbano continuare a svolgere il loro compito e, se possibile, anche tradursi in iniziative che diano sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori che le subiscono. Senta, siamo in chiusura. Una delle cose che credo siano molto interessanti a conclusione di questa nostra chiacchierata, ringraziandola anche al suo tempo, è il comparto maternità di questa vostra piattaforma di rivendicazioni sindacali.
cioè il 100% per le lavoratrici. Ecco, come mai c'è stato bisogno di questa messa a punto? Ma perché noi crediamo che sia un tema di giustizia sociale e di sostegno a chi oggi decide di fare un figlio e non deve essere, e c'è tutto un discorso rispetto alle possibilità per la donna di crescere anche professionalmente e non essere limitata dalla scelta di fare una maternità. Ne abbiamo parlato anche in una delle puntate che lei ricordava quest'estate, per impedire anche che quel famoso gender pay gap di cui avevamo parlato in quell'occasione. In più c'era da colmare un buco, diciamo così, perché le maternità è sempre stata sostenuta al 100% dalle banche, anche per quando c'è l'aspettativa non retribuita o retribuita parzialmente, ma c'era tutto il tema della maternità a rischio, che sono purtroppo situazioni che accadono, che andava sistemata, ma crediamo che rientri in un complessivo impianto normativo a tutela delle donne, ma non solo delle donne, anche di chi vive situazioni di difficoltà, che rende, crediamo, il nostro contratto un contratto all'avanguardia sotto questo profilo per molteplici aspetti, non ultimo quello della salute, che resta, come sostiene la UIL, la nostra confederazione, centrale rispetto a una visione del mondo del lavoro che stia dalla parte delle persone e non siano le persone penalizzate per logiche di profitto e di ricerca estrema del profitto. Segretario, io la voglio ringraziare ancora una volta della sua disponibilità e insomma al piacere di risentirci presto allora. Grazie mille, quando volete, mi fa molto piacere. Anche a noi. The room was completely... Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Di che mi amerai di colpo corruzione, soffiando il cuore, infiammandomi il polmone. Un segno sulla coscia, la tua bocca migliore, il cuore che divori come un pugno di more. Di che bene mi amerai di malamore, sì, di malamore. Di che mi amerai di febbre o consunzione, prendi alla fronte il cervello, fa il pallone. Un bacio nella gola, la tua bocca migliore, è l'asma che mi cola come piombo sul cuore. Di che bene mi amerai di malamore, di che bene mi amerai di malamore, sì, di malamore. Di nuovo a te alla linea, Antonino.
Grazie a te carissimo. Allora, le 19:34 minuti e 10 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata di Zoom. Il drive time in mezzo ai fatti stasera è stata una puntata a base di economia. Sono molto contento dei contributi sia di Antonio Zennaro che di Fulvio Furlan, il segretario generale della Wilca. Adesso ci riportiamo alla cronaca della flottiglia, perché io ovviamente sto seguendo il video, se volete ragazzi lo potete mettere sui canali video della radio, sto seguendo il video della flottiglia. Intanto si possono già vedere su alcune barche i vari componenti di questa flottiglia, che ormai a circa 4 miglia di distanza, meno di 8 chilometri, hanno le forze armate israeliane. Si sono messi tutti quanti o quasi il giubbotto di salvataggio, il giubbotto salvagente. Sulla barca Alma si stanno radunando, credo, a poppa, e in particolare quindi ormai il contatto con le forze armate di Israele è imminente. Siccome, come diceva Marx, la prima volta la storia avviene in tragedia, e ci riferiamo in questo caso alla storia degli abbordaggi fatti in mare da Israele a barche di questo genere, sapete che anni fa ci sono state anche atroci polemiche per l'intervento su una nave turca. La seconda volta la storia si sta ripetendo in farsa. Alle 19:25 da uno dei video, o meglio da una delle barche che voi vedete nel video che noi stiamo mandando in onda, ecco, si è levata molto intellegibile una canzone. Direte voi, con quale canzone stanno andando ad affrontare le forze armate di Israele? Bella ciao? Ma neanche per idea. Si è levata intellegibile, tanto ci sarà la registrazione dopo questa diretta del sito YouTube da cui stiamo prelevando il video, quindi lo potrete verificare da soli. Si è levata I'm Coming Out di Diana Ross, anno di grazia 1980, canzone che fa più o meno così: I'm coming out, I want the world to know, got to let you show, I'm coming out, eccetera eccetera. Ecco, questo pezzo, che è un grandissimo pezzo di disco music, siccome appunto, come giustamente Marx diceva, la seconda volta la storia si ripete in farsa, è un inno gay. È un inno alla liberazione dei gay, è un inno appunto a fare coming out, a dichiararsi omosessuali, e questa viene suonata su una barca che issa la bandiera palestinese, cioè la bandiera dello Stato di Hamas, dello Stato che Hamas vuole costruire sulla base del sangue e delle vittime del 7 ottobre 2023. Hamas, che come tutti sanno è una nota organizzazione gay friendly, molto rispettosa degli omosessuali, che molto spesso utilizza anche come unità di misura per valutare l'altezza dei grattacieli a Gaza. Quindi, come vedete, veramente la storia ha un senso feroce davanti a certi eventi. Nel frattempo, niente, questi vanno avanti. Vedrete che dopo le 20 ora italiana ci sarà l'abbordaggio e la flottiglia avrà terminato evidentemente la sua missione e il suo viaggio, e magari ci occuperemo di altre cose, o come si dice in inglese, next, parliamo di altro. Il telefono è aperto, 0292947222, se volete essere dei nostri. E andiamo anche a vedere un po', andiamo un po' a vedere le ultime notizie, andiamo a vedere le agenzie. Ecco qua, diamo un'occhiatina, ladies and gentlemen, vediamo un po' che cosa accade. E eccoci qui, flottiglia sempre più vicina a Gaza, 20 navi non identificate verso di noi, non reagiremo alle provocazioni, lo riferisce all'ADN Kronos Yassin Lafram, presidente dell'UCOI, a bordo della barca Karma della Global Sumud Flottiglia. Meloni, iniziativa irresponsabile, forse le sofferenze del popolo palestinese non erano la priorità. Israele alla flottiglia gli aiuti, la Turchia ha evacuato 11 di questi attivisti. Ancora la Polonia
media, decollati 6 F-16 per intercettare 2 droni Shahed, i 2 droni potenzialmente diretti verso lo spazio aereo del paese dell'Europa orientale. Ancora, purtroppo oggi il dramma, un abbraccio forte alle famiglie, al personale dell'aeronautica militare, cieli blu per questi 2 valenti avieri, aereo biposto dell'aeronautica precipitata a Sabaudia, morti 2 militari, velivolo precipitato all'interno del Parco Nazionale del Circeo, le vittime l'allievo pilota Lorenzo Nucchieri, il colonnello Simone Mettini, annullato il sorvolo delle frecce tricolori previsto quest'oggi a Milano. L'alluvione lampo nell'Agrigentino, segnatamente a Favara, provincia di Agrigento, maltempo nell'Agrigentino, dispersa donna travolta dall'acqua, ricerca in un canale. Vigili del fuoco, carabinieri sul posto, con 2 gommoni per salvare chi è rimasto bloccato nelle strade allagate e per continuare le ricerche. Centrosinistra, i civici con Onorato a Roma il 20 ottobre, Manfredi, Salis, De Toni e Lavardera per cambiare davvero. L'iniziativa al Parco dei Principi dopo il voto nelle Marche col risultato delle 3 liste civiche, presente pure il sindaco Gualtieri. Già che ci siamo, i robot fanno nascere i bambini, la startup e la rivoluzione in Messico. Dengue, un caso nel comune di Colle Valdelsa nel Senese, scatta la disinfestazione, sempre a DN Cronos, a dare la notizia è l'amministrazione comunale che parla di un'area ben identificata e limitata in località Boscone. Fegato, un test per scoprire il rischio di gravi malattie entro 10 anni, lo studio, lo spreco alimentare, come prevenirlo in 5 mossi. Infine, la leva obbligatoria di Putin, da oggi 135.000 russi sono chiamati alle armi. Vi ricordo che l'Italia ha sospeso la leva nell'anno 2005, la leva obbligatoria. Cosa dice l'ADN Cronos? Eccoci qua, la Russia richiama 135.000 cittadini tra 18 e 30 anni per il servizio militare obbligatorio da oggi, 1 ottobre, fino al 31 dicembre 2025. Il decreto firmato da Vladimir Putin segna la campagna di coscrizione autunnale, un appuntamento biennale che però quest'anno assume contorni particolari. La coscrizione si inserisce infatti in un piano di espansione delle forze armate che punta a 1,5 milioni di soldati attivi entro il 2026 e 2.380.000 di effettivi totali, superando Stati Uniti e India per diventare il secondo esercito più numeroso al mondo dopo la Cina dell'alleato Xi Jinping. I numeri della coscrizione autunnale mostrano un lieve incremento rispetto ai 133.000 reclutati nell'autunno del 24 e seguono la campagna primaverile che ha arruolato 160.000 persone, dato più alto dal 2011. Vladimir Zimliansky, vice capo della Direzione Generale per l'Organizzazione e Mobilitazione dello Stato Maggiore, ha dichiarato che le reclute presteranno servizio esclusivamente all'interno della Federazione Russa e che la coscrizione non è collegata all'operazione militare speciale in Ucraina. Tuttavia, fonti indipendenti segnalano che molti coscritti subiscono pressioni per firmare contratti col Ministero della Difesa che potrebbero portarli al fronte. Alcuni analisti invece leggono la vaga risposta di Zimliansky come una velata minaccia alla NATO che potrebbe essere l'obiettivo concreto del rinforzo militare voluto dal Cremlino, che considera l'alleanza di fatto in guerra con la Russia. Questa espansione militare, scrive ancora la DN Cronos, si scontra con una realtà demografica sempre più critica per la Russia. La popolazione russa, attualmente di 143,8 milioni, potrebbe scendere a 138,8 entro il 2046, secondo le proiezioni Rostat, con una perdita annuale di circa 700.000 persone. Nel peggiore degli scenari, la Russia perderebbe fino a 15,4 milioni di abitanti, arrivando a 130 milioni. Il tasso di natalità è crollato a 1,41 figli per donna, ben lontano dal 2,1 del cosiddetto tasso di sostituzione. La gravità della situazione ha spinto il governo russo a nascondere le statistiche demografiche. La Rosstat ha smesso di rendere pubblici i dati su nascite e morti, trasformandoli in segreto di Stato. Gli ultimi numeri disponibili raccontano un tracollo. A febbraio del 25 sono nati appena 90.500 bambini, il dato più basso in oltre 2 secoli. Nel periodo gennaio-febbraio 2025 le nascite totali ammontavano a 195.400, con un calo del 3% rispetto all'anno precedente. La guerra in Ucraina
ha aggravato un problema strutturale che dura da decenni. Secondo stime autorevoli di Medusa Mediazone, le perdite russe ammontano a circa 160-165 mila morti fino alla fine dell'anno 2024. L'annuncio della mobilitazione parziale nel 2022 ha provocato l'emigrazione di almeno 600.000 cittadini. Secondo l'Institute for the Study of War, in alcune regioni l'aspettativa di vita per gli uomini è scesa da 66 anni nel 24 a 61 a metà 25. Il paradosso russo sta nella distanza tra ambizioni imperiali e realtà demografica. Putin ha più volte definito il tasso di fertilità come questione di sicurezza nazionale, lanciando campagne contro la propaganda child free e vietando dal 1 settembre la distribuzione di film che contengano il rifiuto di avere figli. Misure disperate per invertire una tendenza che ha radici profonde. La rivoluzione bolscevica, 2 guerre mondiali, il collasso dell'Unione Sovietica e il crollo delle nascite negli anni 90 hanno generato un effetto struttura simile a quello registrato in Italia, dove il tasso di fertilità è precipitato a 1,18 figli, per cui la generazione in età riproduttiva è diminuita significativamente. Con questo noi terminiamo la nostra puntata, ci ritroviamo domani alle 18:05 trattabili. Grazie per essere stati insieme a noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Ci salutiamo con i Prozac più, Acida del 1998. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. Mi sento scossa, agitata, un po' nervosa, acida come di più non si può, come un acido, mi sento grande come una città, una gigante, acido suono, sento solo te, resto che cos'è, acido sempre, acido per me, acido per te, acido cos'è, che viaggio strano, quando tornerò, poi lo rifarò, così lontano, non sono stata mai, già ripartirei, mi sento bene, con questa vita, ma gioiosa, acida dentro, acida con chi, acido non è, acido giorno, mi rallegra, questa acida, mi sento scossa, agitata, un po' nervosa, acida come di più non si può, come un acido, mi sento grande come una città, una gigante, acido suono, sento solo te, resto che cos'è, acido sempre, acido per me, acido per te, acido cos'è, acido, acida, Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.